15 Debetio, 16 Triglia, il bomber della formazione di Lucchetti, da chiusa da Rafinha, parte Susari sulla sinistra, passaggio in direzione di Silon, sul secondo palo, e l'Olimpia passa in vantaggio dopo 2 minuti e 2 secondi. Si riparte quindi con Martinez in avanti, ruba palla a Debetio, poi la calcio d'angolo battuto dallo stesso Thiago, dietro Rafinha ancora Sinon, palla collocata all'incrocio dei pali dove Ronaldinho non può arrivare. 2-0 Olimpia che è partita con il piede sull'acceleratore, prova, perde palla ancora Debetio con Silon, e sono tre. Regala la palla a Silon, ancora a San Fakir. Il tocco per Rafinha, intercettato da Frigerio. Frigerio va via sulla sinistra. Santoro mette in calcio d'angolo. Poi passaggio ancora verso Triglia, Triglia contro Silon. Va via bene Triglia, la botta. Deviata e il pallone in porta. Accorcia le distanze Bomber Triglia. Attenzione ai movimenti, riesce a salvarsi l'Olimpia. Non ha sfruttato al meglio il Real Fabbrica questa punizione in diretta. Rafinha contrastato dal numero 21 Stentella, poi attenzione a Rafinha che prova col sinistro, passaggio per Silon, attaccato subito, dopo per Rafinha che va via molto bene a Frigerio, Rafinha, palo incredibile di Amin Fakir, attenzione perché l'arbitro sta già contando, passaggio intanto per Rafinha, attacco Amin Fakir, bravo lui di sinistro, bravo anche Relandini, calcio d'angolo Silan Fusari, miracolo di Relandini che poi para per la seconda volta. Abbiamo l'iniziativa da parte del giocatore Triglia, poi palla che arriva a Sbarra, finisce giù l'attacco di Thiago, si pensa un po' l'arbitro, calcio di rigore per il Real Fabri, penalty, pronto Martinez, 3-2. Quindi partita che si è completamente riaperta dopo il rigore realizzato dalla formazione ospite. Suona la bossina, come dicono in Spagna, noi ci risentiamo per il secondo tempo sul Cristali. Il quintetto iniziale anche della prima frazione di gioco dalla parte opposta, Triglia ancora per Thiago, poi Fusari, sotto lo scambio da Fusari, e il fallo è giallo per Triglia. Thiago palla in mezzo, intercetta Triglia, ancora Thiago che finisce giù. E attenzione perché Triglia appena ammonito. Il cartellino rosso è tentato anche Frigerio, ancora Olimpia per questo fallo, di nuovo palla per il Fakir in mezzo a Rafinha. E non serve tirare potente quando hai il piede di Rafinha. Di Nathan, ancora Fusari, Rafinha, il tocco per Silan di nuovo per Rafinha col palo, numero 2 della partita. Scambio con Martinez, di nuovo Debetio che prova col destro, allunga il pallone che è rimasto in campo, per Nathan che prova a girarsi da giù, perché il fischio dell'arbitro, munizione per Hassan, che poi si allontana, fischio dell'arbitro, Martinez largo da Rivera sul secondo palo, di Hassan che finta, poi Silas, poi Cusari, tema nuovo, torna al gol su punizione. L'Olimpia, attenzione a Rafinha attaccato, rischia un po' sul passaggio indietro in porta Santoro, che poi dice di no a Dani Vega che tira da 1 metro. Vega che avanza per l'obiettivo, lo scambio intercetta Rafinha, poi si trova addirittura Santoro e c'è gol anche per Mattia Santoro con un piattone chirurgico. Thiago vuole velocizzare, trova Fusari in campo aperto, Fusari contro Relandini, Fusari allarga un po' il compasso, chiede scusa ai compagni. L'Olimpia che quindi si riavvicina alle zone nobili, intanto c'è il destro di Duca Santoro, quindi gol del 3
Possiamo chiudere il set. Buona sirena, termina l'incontro. Grazie e saluti ai giocatori.